In principio era il Verbo, all'infinito, unico e solitario, senza moto né mito, perfetto, onnipotente, assoluto. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che non esisteva niente. C'era solo il Padre Eterno. Oh, e che faceva tutto solo? Fu proprio per questo che il Verbo ebbe un'idea e cominciò a coniugarsi. Oh. Creò il presente e il futuro. Gli angeli, gli arcangeli. Ma quello è il diavolo! In tutte le famiglie c'è una pecora nera. State zitti. Fu a questo punto che al buon Dio venne l'idea di creare il mondo. Lunedì il sole e le stelle, martedì la terra, mercoledì le acque, giovedì gli alberi e le piante, venerdì gli animali, sabato l'uomo. Ma non poteva farlo tutto assieme, se no a che serve essere Padre Eterno? Come faceva a lavorare al buio? Appunto, e la lu, e la lu, e la lu. E la luce fu. Che bello! Ma Dio non si scordò di quel diavoletto che aveva spedito all'inferno e gli fece una paternale. Sulla creazione della terra non doveva metterci bocca. E il diavolo gli obbedì? Sì, e che diavolo sarebbe allora? Il Padre Eterno prese un po' di luce, la arrotondò, la fece girare prima un po' a destra, poi un po' a sinistra, cominciò a giocarci studiando il posto migliore per sistemarla in modo che facesse luce a tutti. E poi... poi con un grande calcio ben assestato la spedì lassù. Gol!
E il diavolo che fece? Boh. Beh, per non essere da meno cercò di copiarlo. In piccolo. Allora il buon Dio fece le stelle e fu come una festa di fuochi e di colori. Lui aveva la coda e fece le stelle con la coda. Il diavolo capì che aveva bisogno di un aiuto pure lui e sputò 3 volte per terra. Sarà, ma qui mi sembra che nascano tutti in modo così strano. Boh. Poi, quando il cielo fu zeppo di stelle, il Padre Eterno mise in moto il motore. E tutto cominciò a girare. Prova a contar le stelle che danzano in ciel, così saprai quanto amore ha sparso il Signore su noi. Uomo non scordarlo mai, quando senza amor sarai. Non guardare in giù, guarda solo in su, e dal cielo che giunge la tua luce. Guizzano in cielo, come veda stelle e pianeti. Non è per gioco che brilla quel mondo, il cielo uomo non scordarlo mai, quando senza amor sarai. Non guardare in giù, guarda solo in su, e dal cielo che giunge la tua luce. Guizzano in cielo, come veda stelle e pianeti. Non è per gioco che brilla quel fuoco, il cielo Così finì quel primo giorno, il lunedì. Il martedì mattina il Signore si levò di buon'ora e si mise all'opera. Naturalmente cominciò dalla prima pietra. La prima pietra. Ma se questi diavolacci non si intromettono, non stanno bene. Il Padre Eterno prese le misure e disse che 40 milioni di metri andavano bene. Una aggiustatina all'asse, 2 gocce d'olio. Poi chiamò al lavoro i suoi piccoli aiutanti.
Lesto, lesto, il bravo angioletto è giunto al tetto. È il primo alzabandiera della storia. E sarebbe stato bello se quei diavolacci... Ma il Padre Eterno aveva previsto anche questo. Non per niente il mercoledì era in programma l'acqua. Il Padre Eterno chiamò i suoi angioletti. Su, al lavoro. Non è ancora finita. 2 parti di idrogeno e 1 di ossigeno. E l'acqua fu. Che buona! Ma che dobbiamo fare con quest'acqua? Ma è semplice, rispose il Padre Eterno. I fiumi, i laghi, i mari. L'acqua fa i fiumi fanno... Beh, i fiumi fanno. Dovrebbero fare i mari se quei demonietti... Nonostante gli sforzi dei diavoletti, il mare era fatto e bisognava dargli colore. Il creatore aveva già deciso. Sarebbe stato di un bell'azzurro. Guarda il diavolo! Attento che è inquinata! No, è salata. Il buon Dio disse tra sé e sé: già che ci sono, voglio ricamare con filo bianco l'azzurro del mare, per quanto non rientri nel progetto. È un buon ornamento, di sicuro effetto. Ecco fatto. E per tenerlo in movimento ci penseranno le correnti e i flutti. Però sentiva che mancava ancora qualche cosa e volle decorare anche le montagne. Guarda che bello, come a casa quando si fa il presepio. Ma non era ancora finito. Bisognava fare il ghiaccio, gli iceberg, vedere se galleggiavano bene. Non avrà freddo? Povero signore, sempre in camicia e a piedi nudi. Furono 4 bei starnuti e creò i 4 venti principali. Fu a questo punto che il Signore disse: voglio un soffitto degno del creato, quindi elegantemente tappezzato. Si fa quindi portare un vasto campionario per scegliere i colori più adatti.
quello le pensa tutte. Ma il buon Dio non se la prese e andò alla fontana per fare il bucato. E Dio pensò: se strizzo una nuvola e la pioggia vien giù, mi vien da pensare che si può far di più. Per evitare la monotonia basta soltanto un po' di fantasia. Questa che cade candida e lieve non è altro che pioggia montata in neve. È una coperta di gemme strane, sotto la quale sonnecchia il pane. Che fenomeno! Beh, tanto poi il Padre Eterno ci darà il parafulmine. Altro che parafulmine! Quello si chiama missile aria-terra. E noi inventeremo la contraerea. E noi faremo le testate nucleari. E noi le conferenze per l'abolizione delle armi nucleari. Ma quel diavolo mi è simpatico. Guarda, ha inventato il paracadute. Ed ecco il giovedì. Il cielo era fatto, la terra pronta, il mare finito. E oggi il programma prevedeva la flora. Il Padre Eterno si guardò attorno soddisfatto. Sì, tutto era molto bello. Bello? No, la terra era proprio brutta, così incolore. Allora chiamò i suoi angioletti e disse loro: voglio tanti tappeti, quello verde d'erba, quello bianco di neve e quello d'oro come le spiagge del mare. Sì, quelle di una volta. Ora le spiagge sono di catrame. Poi, il gran creatore pensò al suo capolavoro, la rosa. Anche gli angioletti si misero al lavoro. Però, che cosa costruire? La cosa migliore era copiare le cose fatte da lui. Come fai tu a scuola? Ah, ma allora alludi, Ma il Padre Eterno voleva qualcosa di originale e distribuì i modelli. Ma qualche volta anche gli angioletti sbagliano a contare. E se a un trifoglio aggiungi una foglia, avrai un fortunato in più. E il diavolo che fece? E che ne so io? Il tabacco per le sigarette, l'alcol, il papavero per le droghe, l'oppio, la marijuana, la morfina, la cocaina e l'eroina. Dio disse: io amo tutti i fiori, ma quello che ho più a cuore è un fiore per due cuori. Viola del pensiero.
trovo io. Ah, ma questi lavorano sul serio, eh? Che avete? Che vi è successo? Chiese il buon Dio. Ce l'ha data un diavoletto. Ci ha detto che si chiama Cipolla. Dopo tanti alberi, fiori e tanta frutta, il buon padre creò la cosa più preziosa, la spiga di grano. Anche il diavolo volle seminare. Sì, ma nacquero ortiche e gramigna. Gramigna, l'erba cattiva. Ah, ho capito, quella che non muore mai. L'angioletto andò di corsa ad avvisare il creatore, ma lui, nella sua infinita bontà, disse: ormai esiste, che viva anche lei. Ma gli angioletti sapevano come si fanno i fiori e i frutti? Adesso vi spiego. Il Signore radunò tutti gli alberi, li mise in fila come tanti soldatini all'istruzione e cominciò. Cipressi con le braccia in giù, querce con le braccia in fuori, pronti, preparatevi a fiorire. Fiorite. E gli alberi, felici, incominciarono a cantare. Rami al cielo noi innalziamo, Lode a te, Signore, sia. rami a terra noi chiniamo, Lode a te, Signore, sia. Fiori e frutta al nuovo bianco, aria pura ogni fogna. d'alluvioni lo salviamo, Lode a te, Signore, sia. e poi l'uom ci taglierà. Lode a te, Signore, sia. Quando il verde sparirà e il cemento fiorirà, scrive lode poesia. Lode a te, Signore, sia. Quinto giorno. Tutto era pronto per creare gli animali. Per me quello è un complessato. Ma se gli animali non li aveva mai visti, come faceva a crearli? Ma Dio non ha problemi, vedi?
E gli angioletti si misero al lavoro. E chi più ne pensava, più ne faceva. Ah, quel diavolo mi è proprio simpatico. Per forza, è dispettoso come te. Su, bambini, su. Se state buoni, ve la racconto in rima. Il calcione del somaro confeziona un muso raro. Striscia, fischia, cambia pelle, non rimira mai le stelle. Non ci vede senza occhiali? Ecco qua, lenti speciali. Per proteggere la ciccia, l'ideale è una pelliccia. Con un tale assortimento la troviamo in un momento. Son richiesti gusti fini. La marsina fra i pinguini e il vestito di rigore tutti i giorni e a tutte l'ore. Anche lui col pipistrello ci presenta il suo modello. Lo useranno volentieri i futuri avventurieri. Il maligno intanto insiste, vuol creare, ma pasticcia. Risultato molto triste, queste tarme da pelliccia. Nel frattempo il progettista, trascurando l'universo, si diletta a tempo perso con gli arnesi da ebanista. Ma cos'è quel gingillino? A che serve? Cosa fa? Sorridete all'uccellino. L'uccellino se ne va. Questa storia dell'uccellino non mi ha mai convinto. Guarda l'angelo che porta la cicogna. Ma non è la cicogna che porta... Ehi, ma tu sei proprio preistorico. Adoperò tutte le forme, dal microscopico all'enorme. I dinosauri, cari ragazzi, erano grandi come palazzi. Produce invece, e a tutto spiano, ma di nascosto dal gran guardiano, il noto tecnico dei sabotaggi, pidocchi, cimici e scarafaggi. Ben più simpatici questi prodotti: lupi, levrieri, bracchi, bassotti. Ogni garzone porta un campione. Il San Bernardo porta il garzone. Che fa? Oh no!
La campana. Tutti a scuola. Imparare, gran parola. Per le mosche così fu che acquistaron la virtù di restare a testa in giù. Comunque, ragazzi, la scuola è una cosa importante. Per imparare la geometria, per esempio. Altrimenti come avrebbe fatto il ragno a far la ragnatela o le farfalle ad andare di fiore in fiore? Tutti gli animali dovettero andare a scuola per imparare qualcosa. Le oche, il passo dell'oca. I diavoletti che facevano tutte le cose storte insegnarono ai granchi a camminare all'indietro. Anche gli uccellini per cantare dovettero andare a scuola di canto. Tutti dovettero imparare ad avere una voce e ad emettere dei suoni. I miei complimenti, disse l'Eterno. Sarai il primo degli ultrasuoni. Prova a contar le stelle che danzano in ciel, così saprai quanto amore ha sparso il Signore su noi.
Quando tutto fu pronto, il creatore decise di dare una grande festa e la chiamò la festa della moltiplicazione. Ma tutto doveva essere pulito, lustro, in ordine. Ma guarda quei cattivelli. Una ne fanno e 100 ne studiano. Ora capisco le macchie solari. La festa ebbe inizio. Poi il Signore disse: io vi ho creato, a voi il riprodurvi, crescete e moltiplicatevi, crescete e moltiplicatevi, crescete e moltiplicatevi. Crescete e moltiplicatevi! Crescete e moltiplicatevi! Crescete e Fate la guerra, non fate l'amore. Fine venne il sabato, l'ultimo giorno di lavoro, il giorno della creazione dell'uomo. Oh, se avessi avuto la settimana corta! Ma è un giorno importante e il Signore volle che tutto fosse in ordine. E invece Dio Onnipotente si mise a ripulire. Ah, ma che stanchezza!
Eh sì, bisognava proprio fare gli uomini. E affidò agli angioletti un compito. Ricerca sul tema. Adamo. E il Padre Eterno decise: lo farò a mia immagine e somiglianza. Intanto gli angioletti lavoravano al loro compito. E dai, sempre compiti, uffa! Uno volle copiare, ma scelse un modello sbagliato. Il secondo volle lavorare di fantasia, ma non si sapeva da che parte prenderlo. Il terzo presentò un progetto buono tecnicamente, ma dal punto di vista estetico, poi alla prima pioggia si arrugginiva. Fu allora che Dio Onnipotente espose il suo progetto. Anche il diavolo volle essere della partita, ma non fu preso neanche in considerazione. Su, avanti ragazzi, al lavoro. Sì, ma con che cosa? Ma con la polvere. Sì, dalla polvere siamo nati e nella polvere torneremo. Oh, ma chi t'ha detto queste cose? Padre Eterno pensò: che scatola meravigliosa per metterci dentro questo prezioso congegno che è il cervello. Mica tutti ce l'hanno. I riferimenti sono puramente casuali, vero? Trattandosi di Adamo, dovremmo fargli anche il pomo di Adamo. Il diavolo non si dette per sconfitto e, con belle maniere, tentò di vendere la sua merce. Ma il Signore fu irremovibile. Niente coda, niente corna. Quando lo scheletro fu finito... No, un momento. Questo lo racconto io. Me l'hanno insegnato a scuola. Taglia e cuci, cuci e taglia, venne fuori un gran bel fusto. E beh, si capisce che non tutti sono riusciti fusti come il primo, Poi cominciò a lavorare il motore, il cuore. Garanzia 100 anni o circa. E visto che è rosso, poi lo mise a sinistra. Metri di tubo grosso e 3 di fino.
Il Padre Eterno pose fine all'opera sua. E adesso che fa quello? È l'appendicite, no? E poi le foderine, ingualcibili, morbide, impermeabili, in tinta unita e lavabili. Oh, e per finire un tocco d'eleganza, gli accessori. E gli fece 2 bottoni, poi colori, bianco, giallo, rosso e nero, per distinguerli a colpo d'occhio secondo il continente di nascita. Sta zitto, che la donna non l'ha ancora fatta. Tagliate seguendo il modello. Avanti, al lavoro. Ma che fa? Mi sembra chiaro, è un uomo, no? Ma insomma! Ho detto che è un uomo, mica ho detto quello che gli mette. Ma non era ancora finito. Occorreva una sistematina ai capelli, alla barba. E alle unghie. Che vi sembra? Vi piace? Oh sì, mi sembra tanto bello. Ma Eva, quando viene Eva? Sta buono. Una cosa alla volta. Ormai siamo agli ultimi ritocchi. Mancava ancora un'altra cosa, la più importante, il soffio di spirito vitale. L'equilibrio è instabile, l'avvenire è incerto. Ma è il più bel bambino del mondo. E almeno per questa volta è vero. Per gli angioletti fu una grande gioia. Avrebbero voluto fare subito amicizia e mettersi a giocare, ma Adamo era già grandicello. Beh, diciamo un neonatone. Gli angioletti vollero fargli una specie di intervista. Adamo non rispondeva, ma forse non capiva. Parli italiano? Francese? Inglese? Tedesco? Spagnolo? Giapponese? Allora cinese? Indiano? Non parlerai mica russo? O esperanto? Era proprio un neonatone. E come tale aveva bisogno di ogni cura.
Anche gli angioletti si dettero da fare. Buono buono, Adamo si addormentò e il Signore cominciò la sua ninna nanna. Ma se voleva essere re del creato, doveva pure imparare qualcosa e... Figurati, la scuola. Già, e le lezioni incominciarono. B come... beh. M come... me. S come serpente. B come bue. Per le lezioni di dettato fu scelta una bella pietra liscia. Ma che fatica a scrivere! Attento, c'è un errore. Tortorella con 2 L. E ora avanti con la matematica. No, non ci siamo. Non si deve copiare da chi ne sa meno di te. Avanti, in punizione. E Adamo, buono buono, si voltò. Ah, ho capito, disse Adamo. 1 più 1, 2. Sempre più difficile. Geometria. 2 rette parallele si incontrano solo all'infinito. Ma sarà vero? Il dubbio venne anche al Padre Eterno, che andò a controllare. E al ritorno disse: sì, all'infinito si incontrano. Non si può dimostrare, ma fidati, l'ho visto io. Alla fine, dopo tanto studio, Adamo ebbe il suo bravo foglio di carta, il diploma di Homo sapiens. Era il padrone assoluto. Tutti gli dovevano obbedienza e nessuno lo poteva contraddire.
Ma che noia! Mentre gli animali... Adamo si sentiva solo. E il buon Dio, che gli voleva molto bene, decise di dargli una compagna. E l'operazione Eva incominciò.
le donne sono fatte con una costola di uomo. Che stupidaggine, è un simbolismo. Nah. Però, quanto è carina! Ti piace? È senza paragone. Io ho finito. Ora tocca a voi.